tecnicamente la gondola stava andando addosso alle altre, cioè si stava appoggiando addosso alle altre gondole, non si stava rovesciando. È stato bravo il gondoliere che è riuscito con una manovra repentina a riportarla insomma diciamo, lontana dall'eventuale impatto. Ennesimo incidente sfiorato lo scorso fine settimana in bacino San Marco a Venezia con una gondola in forte difficoltà a causa del moto ondoso creato da una barca a motore che viaggiava a tutta velocità a poca distanza dal Barcavelox, come evidenziato dal video. In effetti è stato un fine settimana decisamente caotico e impegnativo a causa della concentrazione di più eventi in contemporanea, promozione in Serie A del Venezia Calcio e avvio della Biennale in primis. Con un arrivo di turismo rivolto alla Biennale importante, probabilmente sì, comunque questo non deve giustificare e non giustifica il fatto che la città deve essere trattata così e la sicurezza delle barche deve essere messa in grande difficoltà. Non si può aspettare che accada qualcosa di irreparabile. Il bacino San Marco, con il Canal Grande, in particolare la Giudecca, sempre più congestionati, con la convivenza tra gondole, taxi, vaporetti e mezzi veloci che diventa ogni giorno più complicata, spiega Balbi. Per non distruggere la città, di rispettare i limiti di velocità. E poi c'è, che non è meno importante, il discorso sicurezza che riguarda tutte le imbarcazioni, non solo le imbarcazioni a remi ma anche le imbarcazioni dei diportisti che magari girano per la laguna. I dubbi e le criticità legati all'aumento del traffico acquaveloce in laguna nonostante il Barcavelox. La cosa da dire è sensibilizzare chi va in barca a motore che vada più piano, che rispetta i limiti di velocità, perché comunque se non ha a cuore la sicurezza delle altre imbarcazioni deve avere comunque a cuore la nostra città.